8 marzo, una rete per le donne, un interessante convegno che si svolgerà ad Agrigento con qualificati relatori. L'8 marzo alle 9:30 presso la Biblioteca La Rocca si terrà questo momento di confronto tra le scuole e le istituzioni. Tengo a precisare che organizza l'amministrazione comunale, ma è stato un evento caldeggiato dalla consulta giovanile, che è appunto un organo consultivo del comune. Quindi insieme all'assessore Proto, al sindaco e all'onorevole Savarino, che è anche rappresentante per l'ARS presso il Forum Permanente contro la Violenza di Genere, parleremo alle studentesse e parleremo insieme all'Associazione Virago del Liceo Scientifico Leonardo, allo sportello LGTB che lavora in seno al comune, al telefono aiuto, e poi abbiamo coinvolto anche l'associazione Padri Figli dei Genitori Giovanna Cavaleri, abbiamo coinvolto appunto la consulta giovanile. Abbiamo coinvolto anche 2 professioniste, un avvocato, l'avvocato Spagnolo, e uno psicologo studentesco, la psicologa Vittoria Vullo. Questo perché? Perché l'importante è appunto creare un embrione di rete e confrontarsi con i ragazzi, perché tengo a precisare, io l'ho sottolineato più volte, che in questa città manca questa rete, questo parlarsi e questo venirsi incontro, e se non proviamo a ricucire un patto con la città e appunto una rete intergenerazionale, qualcosa in questa città ci sta un po' sfuggendo di mano. Quindi vi prego di venire, di essere tutti presenti, perché sarà un bel momento di confronto e di stimolo.